Abbiamo delle posizioni diametralmente opposte. Il prefetto Cuttaia fa il suo lavoro, lavora per il Ministro degli Interni, rappresenta il governo, ciò non toglie che il Presidente della Regione, eletto dal popolo in maniera evidente, possa dire che noi abbiamo già dato e non vogliamo più immigrati, soprattutto in un momento nel quale ci troviamo davanti a 2 immigrati su 3 che non sono neanche profughi, soprattutto quando tu vai a Eraclea, guardi dai balconi e vedi questi ragazzi che hanno l'iPhone e ascoltano la musica con le cuffiette. Leggere che il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, ha bacchettato alcuni sindaci perché si rifiutavano di trovare un posto ai nuovi profughi ha fatto trasalire il governatore del Veneto, che oggi dalla Riviera del Brenta, dove ha definito elemosina gli aiuti del governo alle popolazioni colpite dal tornado, ha voluto ribadire la sua solidarietà ai sindaci. Tra questi anche il primo cittadino di Bagnoli, raggiunto dalla nostra redazione al telefono soltanto sabato. Aveva definito esplosiva l'ipotesi di creare un centro di smistamento all'ex Basenato nel suo comune. Qui c'è già l'Africa, aveva dichiarato. Creare dei centri di prima accoglienza in Africa lo si può fare, verificare i requisiti dello status di rifugiato lì e solo lì, quando avremo la certezza che una persona sta scappando dalla fame, dalla morte sicura, creare un corridoio sanitario per farlo arrivare in Europa. Schierato dunque dalla parte dei primi cittadini, il governatore ha lanciato oggi l'ennesimo attacco al premier Matteo Renzi all'indomani della notizia di nuovi tagli alla sanità per 10 miliardi di euro. Se non applicheranno i costi standard a tuonato Zaia saranno barricate.